Sono di nuovo in contatto con la mamma di Alberto, parleremo della questione Venezuela anche qui al G7 e chiediamo perciò l'immediata liberazione di tutti i prigionieri ingiustamente detenuti nelle carceri in Venezuela, come Alberto Trentini. Dal G7, in corso in Canada, è arrivata un'importante dichiarazione di intenti del ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani, nonché vice premier, affinché trovi al più presto una soluzione con il ritorno a casa la vicenda del cooperante italiano originario del Lido di Venezia detenuto in Venezuela dal 15 novembre. L'intervento di Tajani trova l'immediata condivisione dell'assessore comunale Michele Zuin, riferimento di Tajani in Laguna. Bene perché è ingiusto che ci siano dei detenuti in altri paesi, in questo caso il Venezuela, di cui non si sa nulla e che la decenza vorrebbe che quantomeno si avessero notizie su quello che è successo, su quello che non è successo, invece non sappiamo nulla. Quindi diventare questa questione che è italiana, portarla anche agli altri paesi del G7 per trovare una soluzione. Intanto il digiuno a staffetta, partito il 5 marzo, ha superato quota 1000 partecipanti, raccogliendo fino ad ora 1027 adesioni. Uno striscione per la liberazione di Alberto c'è anche a Firenze e Armanda Corusso, mamma di Alberto, chiede ancora di poter incontrare personalmente per qualche minuto la premier Giorgia Meloni.